piccola Nemo Sub Cagliari Castello. Buonasera ragazzi, non vi immaginate dove sto per andare, incredibile, mi sento felice, non sono mai stato in vita mia in una cosa del genere, però prima di dire se è pazzesco ragazzi, devo assolutamente metterci i piedi e andare. Ok, eccolo qua ragazzi, sarebbe questo qua, Submarina Tour. Ragazzi, questo è il numero di telefono, telefonate a questo numero per prenotare il vostro nuovo viaggio, per vedere che cosa c'è nel vostro fondale di casa vostra, e questa sottomarino vi porterà nel fondo al mare. Si chiama Nemo Sub Cagliari Castello. Andate, 100% vi divertirete. Il biglietto costa 20 euro, i bambini costa sui 15 euro, poi 3 anni mi sembra che è gratuito, mi sembra. Guarda, ve lo faccio di nuovo rivedere, vedete? Da 3 anni, years free, 16 anni, 4-16 years, 15 euro, e adulto 20 euro. Vedete, qui c'è scritto gli orari, vedete qui sono gli orari, qui ci sono. Quindi ragazzi, ricordatevi, andateci, perché sarà una buona occasione che voi potrete vedere il vostro fondale. Ok, allora siamo arrivati, è arrivato il momento. Ecco, questo è il sottomarino. Noi scenderemo su quella entrata che c'è qua, quindi fra poco dovrei salire, e quindi andiamo direttamente al dunque. Vai, andiamo. Anche a te ti chiedono il bigliettino da mettere lì. Sì, sì, come visita, come visita guida. Ecco qua. Ok. Guarda. Allora, qual è il foglio? Qui va benissimo, sì. Sì. Arriva Andrea e ci siete. Ok. Ok, grazie. Allora sono 20 Andrea. Ecco, abbiamo il biglietto. Prego, prego, tienilo tu. Ok, grazie. Qui sopra.
Che ho vinto che figata! Perché? Ma sei tu l'esperto! Sei tu l'esperto! Io dico che è molto meglio stare qui che giù. La bottiglia qua che è meglio. Diana, vieni qua. È molto... Pensate si vede nuda. È meglio qua. Ma che figata! Minchia. Le onde sono altine, eh. Adesso stiamo andando a vedere l'entrata della grotta dei Colombi, ragazzi. È pericoloso, ti alzi. No, rimani fermo. Sì, mi sembra che qui c'è il rischio di essere schizzato dalle onde. Sono onde altissime, ragazzi. Mi sento di essere come nel programma Linea Blu. Stiamo citando la Calafiguera, quasi Calafiguera. Tra poco dovrebbe esserci le grotte dei Colombi. Queste sono le prime grotticine. Allora, per le persone che stanno guardando questo filmato, ricordatevi di iscrivervi nel mio canale, mettete un bellissimo like se vi è piaciuto. Allora vi sto facendo vedere la parte che siamo fuori dal coso, perché purtroppo c'è il mare inquinato. Che bello scavo che c'è qui, ragazzi, guardate, è bella. Ecco qua, pensa che questa sia la grotta dei Colombi, penso. Sì, penso che sia quello là, la grotta dei Colombi. Guardate, ma si può entrare dentro? Figata, che è magnifico, guardate che bella la grotta dei Colombi.
Praticamente questo era una sorta di Marchese del Grillo, era uno che prendeva in giro i popolani, che fregava sempre la gente. Allora il governatore di Cagliari, epoca spagnola, 1700-1750, il governatore di Cagliari lo fece arrestare e lo fece rinchiudere dentro quella grotta. Lo lasciava pane e acqua per 12 giorni. 12 giorni dopo tornarono nella grotta per portarlo in carcere. Trovarono soltanto un figlio, che ancora non stessi, però come se fosse pubblicato, il catenato delle frasi. Forse mai stato, non sono mai stato ritrovato comunque c'era una sua curvata, l'ennesima curvata per scappare dalla oppure che effettivamente si può ma di fatto c'è la leggenda narra che quando si incrocia il vento di Ripeggio con il maestrale all'interno della grotta escono le urla del papà. Fantastico. Viene in pena che piange e urla per scappare via dalle case. Sapete la leggenda della sella del diavolo? La sapete? C'è uno che me la racconta, tu la sai? Io forse, ma a me l'ha raccontato mia nonna, ma ero piccolo. Vado io. Va, Allora, praticamente Lucifero sì. salì dall'inferno verso il paradiso per appropriarsi di questo pezzo di terra che a lui piaceva tantissimo. E l'arcangelo Gabriele venne mandato da Dio insieme agli angeli per combattere insieme a lui e insieme ai demoni che aveva Lucifero. Durante la battaglia Lucifero cadde da cavallo e la sella si posizionò su questa montagna. Da qua, sella del diavolo, però è protetta dal colpo degli angeli, perché il colpo di Cagliari si chiama colpo degli angeli. Questa è la leggenda della sella del diavolo. Mia nonna mi ricordo che aggiungeva, diceva che il diavolo faceva rovesciare tutte le navi. E quindi Dio si incazzò e mandò a San Michele e lo spaventò nella sella. Una cosa del genere mi ha detto lui. Che figata. Comunque siamo arrivati adesso di nuovo al quarto. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie, buona serata. Ciao, grazie. No, grazie a voi. Ciao, arrivederci. Ti è piaciuto? Cioè, sotto è torbidissima, si vede Davvero? nulla. Il bello è, non ragazzi, è c'era molto meglio filmare fuori. Perché ci ho fatto vedere la grotta di Colombo. Ciao Mario! ci ho fatto Ascolta, niente, l'acqua era brutta. bruttissima, molto Tutta, in brutta. tutti i punti. Cioè, non avete trovato un punto di... Diciamo che il bello è che mi è visto fuori. Infatti per quello non vorrei che queste persone ci rimangano male, però secondo me appena sono salito su, ho detto, ragazzi salite su che è molto meglio filmare Era più bello. la sella, purtroppo qua non c'è lo scirocco, c'è l'acqua sporca Questo dove l'avete trovato? e quindi Ti è piaciuto? eh? Ti è piaciuto? Allora fuori perché sotto purtroppo è la torbida, Vero? molto molto torbida. Infatti, Amore, frizzare. Dovrei tornare a fare un'altra registrazione. infatti sto pensando di venire appena fa il maestrale, vediamo se cambia l'acqua sotto. Comunque è molto bello. Il bello è che le onde ci facciano un po' divertire. Vero? Quello sì, perché faceva quei salti. Ok. Va bene così ragazzi, allora ricordatevi. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bellissimo like. La prossima volta mi hanno detto che ci sarà il maestrale qui a Cagliari e quindi troverò sicuramente il fondale pulita, perché con c'è maestrale l'acqua sarà tutta pulita, non ci saranno alghe, perché oggi è il tempo di scirocco e quindi sono costretto. Allora ragazzi, direttamente se va tutto bene verrò qui di nuovo a fare
la puntata, la seconda parte. La seconda parte che voglio rifilmare e fondare se si vede bene, e quindi tra poco se riesco a trovare il tempo di ritornare. E quindi nel frattempo voi ragazzi accontentatevi di questa avventura che ho fatto, e se va tutto bene ci vediamo alla prossima, ok? Un saluto dal vostro dottor Andrew e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao!